di apertura del primo tratto della Pedemontana Veneta a Breganze. Il governatore Zaia dice: dopo tante inutili polemiche e blocchi siamo qui per un impegno con i veneti. Anche il vice premier Salvini all'inaugurazione, un'emozione, questa è l'Italia del fare, l'Italia del sì. Attacco ai 5 Stelle, i ministri, dice Salvini, devono risolvere problemi, non crearli. L'incidente alla Giudecca, ancora in ospedale 2 delle 4 donne ferite, la paura e la rabbia dei veneziani che hanno assistito allo scontro, ora basta, si faccia qualcosa, sarà il disastro. Vertice a Roma, il presidente delle autorità portuali di Venezia, convocato d'urgenza a Roma dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture. Dal comitato in prefettura la proposta di una soluzione alternativa immediata, verificare se le navi più piccole possono passare per il canale Vittorio Emanuele senza bisogno di scavi. Dalla regione al comune la rabbia contro il ministro Toninelli, basta scaricabarile e teatrini, ora decida subito, i progetti ci sono, i non aviato attacco, manifestazione sabato. Sono stufo delle polemiche, replica il ministro sotto attacco, sceglieremo entro fine giugno il progetto, entro 6 mesi la caratterizzazione tecnica. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Chi ha seguito fino adesso l'edizione straordinaria iniziata questa mattina alle 10:30 ha potuto assistere alla storica apertura del primo tratto della Pedemontana del Veneto a Breganze, una lunga diretta che vi abbiamo raccontato dalle 10:30, cercheremo di ricollegarci a breve proprio con Angelo Cimarosti a Breganze per chiudere questa intensa mattinata. Abbiamo visto il governatore Zaia, le sue parole che fra poco sentiremo, anche del vice premier Salvini, i tanti sindaci presenti e l'apertura di questo tratto proprio in questi istanti. Prima di però tornare a parlare di Pedemontana, l'abbiamo fatto dalle 10:30 di questa mattina, andiamo a Venezia. Andiamo a Venezia il giorno dopo la catastrofe sfiorata, il drammatico incidente che in un'altra edizione straordinaria abbiamo raccontato ieri con tutti i protagonisti e anche con il ministro Toninelli in diretta, in esclusiva. Allora ci colleghiamo con Filippo Fois a Venezia, con Paola Barbato. Filippo, sei proprio sul posto, sul luogo dell'incidente. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Quello che vedete inquadrato in questo momento in diretta da Paola Barbato è il battello Gran Turismo che si è scontrato, che è stato travolto dall'arrivo della nave da crociera Costa. Buongiorno da Venezia. Alle mie spalle la banchina del terminal di San Basilio, ancora duramente provata nonostante si tratti di una banchina molto resistente in cemento armato dallo scontro che c'è stato. Io vorrei farvi capire più o meno dove ci troviamo in questo momento a Venezia. Quello che vedete è il canale della Giudecca, è un lungo canale che poi finisce, tra l'altro adesso durante l'inquadratura vedete anche la chiesa del Redentore di Palladio del 1500 che finisce con il bacino di San Marco, e sulla sinistra del vostro teleschermo ci sono le case della fondamenta di San Basilio e delle Zattere, per cui siamo proprio nel cuore di Venezia. Secondo quello che ci hanno raccontato tra l'altro alcuni testimoni, la nave ha iniziato a manifestare degli evidenti problemi a tenere la rotta già parecchie centinaia di metri, per cui chi era seduto ieri, domenica pomeriggio, nei ristoranti oppure nei bar che si trovavano qui, si sono visti questa nave che arrivava, così come poi se la sono vista tutti i residenti delle case che si trovano qua attorno, che poi sono scesi immediatamente in strada come vi abbiamo raccontato. Come hai annunciato tu, ci sono stati in realtà 5 feriti, per un quinto era talmente lieve che non c'è stato bisogno delle cure da parte dei sanitari, non è stato ricoverato. Ecco, gli altri 4 invece sono 4 signore tra i 67 e i 72 anni, sono di nazionalità americana, australiana e neozelandese. 2 sono state dimesse già nella giornata di ieri, altre 2 rimangono ricoverate all'ospedale civile di Venezia. Si tratta di una 66enne australiana che ha un trauma toracico dorsale e di una 71enne della Nuova Zelanda che ha un trauma alla spalla che richiede un'operazione chirurgica. Come avete visto il canale è vuoto, la nave da crociera è stata portata via, dovrebbe tra l'altro, da quello che abbiamo saputo, riprendere la sua navigazione verso la Grecia. Si tratta di un autentico grattacielo navigante, pensate che è lungo 275 metri e pesa 65.000 tonnellate.
può trasportare più di 2600 persone. La nave è andata via, ma le polemiche rimangono, qui naturalmente ce ne sono parecchie, così come la discussione sul passaggio delle grandi navi a Venezia. Come annunciato, il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino, doveva tenere oggi una conferenza stampa su quanto accaduto ieri, è stato convocato d'urgenza dal Ministero delle Infrastrutture. Sempre ieri si è riunito il Comitato Ordine e Sicurezza di Venezia, presieduto dal prefetto Vittorio Zappalorto. È stata paventata una di spostare il tragitto delle navi da crociera almeno a livello temporaneo verso il canale Vittorio Emanuele III. Un'altra novità proprio di queste ore è il fatto che il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha presentato un esposto in procura perché vengano accertate le responsabilità di quanto successo ieri a Venezia. Ma ora ascoltiamo dalla viva voce dei testimoni oculari esattamente cosa hanno visto e il pomeriggio di paura che si è vissuto ieri a Venezia. Ho visto dalla terrazza della mia casa la nave che si avvicinava a velocità assolutamente anomala rispetto a quando le vediamo passare normalmente, e ho visto scene di panico anche dei vicini di casa atterriti che guardavano dalle terrazze. È una cosa veramente sconvolgente. Diciamo, da dove vedevo io la nave si avvicinava, era tutta di traverso, storta, e si avvicinava alla banchina. Per fortuna non è andata a cozzare verso San Basilio, perché lì veramente si rischiava la strage. Non ne possiamo più veramente di queste grandi navi che passano qui. Si rischia tutti i giorni che vadano a cozzare. Purtroppo il pericolo c'è sempre stato, bisogna prevenirlo. Improvvisamente ho sentito un rumore incredibile di ferraglia ed erano i motori della nave che arrivava a grande velocità verso il canale e veniva avanti, ho visto le sirene, sentito le sirene dei rimorchiatori che hanno dato l'allarme, e queste povere persone che abitavano dentro la nave, perché sono navi dove vivono dentro queste barche fluviali, si sono catapultate fuori alla meglio. Se succedeva 10 metri prima, 100 metri prima, prendeva le zattere, i bar, la gente, i pontili con la gente. Questo qui ha fatto dei chilometri in avaria e per puro miracolo è arrivato in un punto abbastanza sguarnito, e solo perché un rimorchiatore ha contribuito alla manovra. Qui potevano esserci dei morti se toccava in un altro punto, e poteva senza che battere su una banchina industriale, quindi di una grande importanza, batteva su una normale banchina giù arrivava fin dentro le case. Ho immaginato subito il disastro, poi di seguito sono andato giù e ho visto quello che si è visto. Lei ha visto proprio la nave che arrivava in direzione dell'affondamento? Assolutamente sì, confermo. E cosa pensate in quel momento? Che francamente era una tragedia annunciata. Probabilmente qualcuno si renderà conto che la sicurezza non esiste. Avete sentito dalle voci, dalle testimonianze dirette dei veneziani lo sconcerto, la paura e in alcuni casi anche la rabbia che si è vissuta ieri per un problema che è stato lungamente segnalato, altrettanto lungamente discusso e che ora chiede una soluzione urgente. Tutti sono concordi nel dire che dopo la tragedia sfiorata di ieri niente potrà essere più come prima. E allora sentiamo come si è espresso il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Noi suggeriamo, abbiamo fatto anche un comitato comune e anche una indicazione comune alla Capitaneria di Porto, di farci intanto un piano di quali sono tutte le navi che per il loro pescaggio rispetto al fondale del Vittorio Emanuele pesca circa 6 metri, il canale che io dico da sempre, ormai la città dice da sempre che può essere utilizzato in alternativa a San Marco e la Giudecca. Possiamo fare il conto di quante navi possono passare sul Vittorio Emanuele per pescaggio. Noi pensiamo che si possa già iniziare immediatamente una sperimentazione per le navi di pescaggio più basso che possono essere compatibili con il Vittorio Emanuele, senza scavare niente, lui già da oggi. Dopodiché, parallelamente, chiediamo immediatamente alle autorità competenti, per cui Magistrato delle Acque e Autorità Portuale, di procedere rapidamente ai carotaggi e al protocollo fanghi, per poter capire quali sono il tipo di fanghi, per adeguare il Vittorio Emanuele alle navi anche più grandi, in maniera da riuscire subito a spostare alcune navi e nel tempo spostarle tutte, e restano, tornando sempre in marittimo o magari a quelle più grandi, sulla base di investimenti e di lavoro che già c'è, e che metterebbe tutto in sicurezza.
Poi se il ministro Toninelli nel frattempo sta studiando questi progetti di altri porti, da altre parti, aspettiamo di sentire lui cosa ci dice. Non c'è ancora detto niente, però siamo in fiduciosa attesa. Nel frattempo questa soluzione, che per noi è la soluzione immediata, più semplice e più fattibile, forse l'unica fattibile, deve essere messa in piedi da subito. Questo è, le responsabilità di quello che sta succedendo, purtroppo mi dispiace dirlo, sono del ministro Toninelli, perché per il resto chiedete a lui. Ha bloccato tutto, io non sappiamo più come dirlo, lo chiediamo per piacere. Gli ho chiesto oggi, venga il ministro domani, lunedì, martedì qui, che ne parliamo insieme. Mi ha risposto, mi sono incazzato di polemiche, faccio, guarda, c'è un incidente, cioè non è che è una robetta da poco. Ha detto, fra 2 o 3 settimane noi porteremo i progetti e noi aspettiamo 3 settimane che ci dirà che forse farà un porto a Chioggia fra 10 anni, ma noi la soluzione la vogliamo subito e ce la facciamo. Cose operative, ne abbiamo già fatta una operativa. Questa dunque è la posizione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il canale Vittorio Emanuele III, una posizione peraltro ampiamente condivisa ma non da tutti, perché anche in Consiglio Comunale si registrano opinioni diverse. Avete sentito sul banco degli imputati, è stato chiamato il ministro Toninelli, la tensione politica è molto alta, perché per darvi un esempio su quanto accaduto alle mie spalle ieri pomeriggio è intervenuto anche il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, il quale ha ricordato che era già stata avviata dal proprio Ministero una procedura di vincolo per il canale della Giudecca, vale a dire le navi non sarebbero potute passare. Questa procedura di vincolo però è stata bloccata da un ricorso che è stato presentato dal Comune e dal Porto di Venezia. Ieri una lunga diretta nel corso della quale vi abbiamo raccontato minuto per minuto che cosa accadeva, condotta da Nicola Zanetti, nel corso della quale è intervenuto proprio il ministro Danilo Toninelli. Allora sentiamo che cosa ci ha detto. Mi sono sinceramente stancato di sentire parole polemiche e poche soluzioni ai problemi. Il comitatone aveva, tra virgolette, partorito, analizzato 13 diversi progetti. Noi stiamo facendo sintesi con 3 progetti, Chioggia, San Nicola e Malamocco. Sono arrivati perché a febbraio abbiamo avuto, diciamo, uno dei tanti, penultimo incontro con provveditore e presidente dell'autorità di sistema portuale, capitaneria di porto, oltre che la direzione del mio ministero. Sono stati dati 30 giorni al presidente dell'autorità di sistema Musolino per costruire, scrivere i progetti di prefattibilità tecnica. Per ora ne sono arrivati 2, su Malamocco si sta verificando, il provveditore diretti, che deve essere più attento e veloce, sta verificando un ultimo dettaglio per capire se anche su Malamocco poterlo fare. Io sento parlare tanto di Marghera, le dico in tutta sincerità che pensare di andare nel canale petrolio, di incrociarmi con una nave che trasporta petroli, io che sono un turista, sinceramente non mi entusiasma più di tanto. Ci sono buone alternative, però ho imparato a dare le soluzioni quando ci sono tutti i dati scientifici sul tavolo, numerici sul tavolo, di fattibilità sul tavolo. Una tempistica di quando si riuscirà ad avere il progetto definitivo? Ci dia un tempo. Io penso che alla fine, tra 6 mesi, sarà completato tutto. Purtroppo lì c'è il problema della caratterizzazione, o meglio, il progetto definitivo lo avremo prima. Per partire dobbiamo aspettare purtroppo quelle verifiche che mi fa arrabbiare, negli anni non sono mai state fatte, che sono le caratterizzazioni, sono le verifiche scientifiche in quegli altri canali che devono essere l'alternativa provvisoria alla soluzione definitiva. Grazie allora a questo era Toninelli ieri in collegamento con noi, grazie anche a Filippo Fois per il suo collegamento da Venezia, e quindi ci ha raccontato un po' la giornata odierna. Adesso stiamo cercando di ricollegarci con Breganze, con Angelo Cimarosta e Alessandro Costacurta per capire un po' le ultime fasi di questa giornata storica dell'apertura del primo tratto della Pedemontana a Breganze. Abbiamo visto il taglio del nastro, abbiamo anche sentito le parole di Zaia che ha detto non siamo la banda Bassotti scappata con i soldi, non siamo i criminali che nascondono i rifiuti nei cantieri. È tornato sulla polemica. Polemica sulle polemiche del Costa, di ministro Costa, il ministro per l'ambiente, che aveva fatto l'indagine, aveva chiesto un'indagine ambientale. Il nostro Angelo Cimarosti in questo momento è sull'autobus che sta portando tutti i giornalisti, tutta la stampa, tutti gli ospiti. Ecco, questo che vediamo sono le immagini del taglio del nastro, credo, della Pedemontana, del tratto della Pedemontana. E ha anche detto: noi siamo qui oggi al di là di tutte le polemiche, al di là di tutti
ciò che è stato detto dei blocchi, dei rallentamenti per un impegno con i veneti, ricordando quindi l'indotto, l'importanza dell'indotto della Pedemontana. Vedo le immagini dall'interno dell'autobus, non so se Angelo mi sente. Angelo? Filari arborei, sierpi campestri, formazioni vegetali, eccetera. Poi siamo dentro l'autobus. Verde areali per 1.833.000 metri quadrati. E poi passaggi faunistici ovviamente per permettere comodissimo fare sta roba il passaggio della fauna. Una cosa credo abbastanza interessante è l'impiego di asfalto. Questo è il viaggio all'interno dell'autobus, non so se riusciamo a sentirci poi con Angelo Cimarosti perché siamo davvero in chiusura. Dicevamo, non so se riusciamo a mandare a questo punto, in attesa di fare un ultimo flash con Angelo Cimarosti, sentiamo allora le parole di Zaia. Abbiamo raccolto durante il suo intervento le parole di Luca Zaia sul palco per la Pedemontana. Caro Vicepresidente del Consiglio, questa infrastruttura vale 1,5 punti del PIL del Veneto. Oggi in questi cantieri, lo ricordo a tutti voi, abbiamo 1.860 uomini, più di 1.000 mezzi d'opera. È una fabbrica nel territorio. Qualcuno dice ma Zaia decide di inaugurare i soli 7 colonne. Guardate, oggi il significato di questa apertura è unico. Il fatto che ci sia il Vicepresidente del Consiglio ne dà anche una dimensione. Siamo davanti a un'apertura di un'opera che noi abbiamo ereditato, che era un cadavere eccellente, che non aveva futuro, un'opera che aveva gli espropriati e che cubavano circa 330 milioni di euro, che non avevano mai visto i soldi e li abbiamo tutti ristorati. Il 98% degli espropriati ha avuto ristoro degli espropri. Ringrazio gli espropriati perché è una ferita nelle proprietà private, comunque è un grande sacrificio. È un'opera che comunque noi oggi diciamo che si farà, però considerate che entro fine anno avremo un altro lotto funzionale, avviandoci per il 2020 alla conclusione di tutte queste infrastrutture. Sono 94 km e mezzo, come avete sentito sono 36 comuni attraversati, ringrazio tutti i sindaci che peraltro è bene ricordare hanno votato all'unanimità l'infrastruttura. Guardate, se facessimo un referendum, sapete che sono un esperto in referendum, se facessimo un referendum sulla Pedemontana coinvolgendo solo le amministrazioni, i territori comunali coinvolti, avremmo penso la quasi totalità dei cittadini che ci direbbero vai avanti, falla subito, anzi sarebbero anche arrabbiati perché glielo richiediamo un'altra volta. E non siamo la banda Bassotti che è scappata, e qui mi tolgo un sasso, che è scappata con i soldi. Non si va dai cittadini, perché bisogna essere dei lazzaroni e andare dai cittadini a dire che l'infrastruttura costava 1,6 miliardi, 1,7 miliardi all'inizio e poi guarda caso è lievitato il costo a 2,258 miliardi. Non siamo la banda Bassotti. La lista della spesa c'è tutta, è visibile. Questa infrastruttura nasceva con un nastro d'asfalto sul piano campagna e oggi per il 65%, in virtù delle richieste delle amministrazioni, è una trincea. E quindi i costi sono lievitati perché i 68 km di viabilità di adduzione sono spesso risposte alle amministrazioni, a non tutte, cercheremo di dare risposta a tutte, rispetto a viabilità nuova che non era programmata. E poi le applicazioni di leggi che di volta in volta sono comparse all'orizzonte delle quali ignoravamo l'esistenza perché non c'erano proprio. E non siamo neanche dei criminali che vanno a interrare e a nascondere i rifiuti nottetempo nei cantieri. E dopo Zaia ha parlato il vice premier Salvini, sentiamolo. È un'emozione, perché questo è il miglior messaggio ai mercati internazionali, alle borse, ai signori dello spread, agli investitori. Questa è l'Italia. Io ho deciso oggi di essere qua, perché questa è l'Italia su cui investire, l'Italia del sì, l'Italia del fare, l'Italia del coraggio. Troppi dubbi, troppi no, troppi forse, vediamo, valutiamo e durante la valutazione di quelli che vivono di dubbi gli altri corrono
gli altri accelerano e noi cresciamo dello 0, oggi questa opera ci dice che l'Italia non merita una crescita dello 0, se abbiamo coraggio noi torniamo a essere la prima potenza economica d'Europa. Non abbiamo niente, bisogna avere coraggio. Sì, noi abbiamo festeggiato l'anno di governo ieri l'altro, però quanti dubbi, qua si parla di autostrade, ma pensiamo alla ferrovia, pensiamo alla Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, ma pensiamo alla nave dell'altro giorno, e uno va a leggere, ma anche lì c'erano tante ipotesi di lavoro, però, ma forse dipende, oggi qua è presente l'Italia del sì, i ministri sono pagati per risolvere problemi, non per creare problemi. La stoccata finale ancora una volta rivolta ai 5 Stelle. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La settimana inizierà in compagnia del bel tempo e del caldo, attenzione solamente a qualche acquazzone di passaggio, ma vediamo insieme dove sarà più probabile questa instabilità. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutte le province, più nubi solamente sui monti del Bellunese dove non si escludono anche dei veloci rovesci. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi. Diamo ora uno sguardo alla situazione del Friuli Venezia Giulia. Tanto sole ovunque, il cielo si presenterà poco nuvoloso, sarà possibile tuttavia nelle ore pomeridiane qualche precipitazione sui rilievi udinesi. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà sempre bel tempo grazie alla costante presenza dell'alta pressione, salvo per isolati piovaschi al pomeriggio sui settori meridionali. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, massime molto calde e sui 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.